Euroregione.news. Pocenia e Talma Sons, tutti musicisti Zikurat. Grandi emozioni per centinaia di presenti al saggio di fine anno delle scuole di musica Zikurat di Pocenia e Talma Sons, alla presenza dei sindaci Fabrizio Pitton e della neoeletta alla prima uscita pubblica con l'incarico di prima cittadina Deborah Furlan. Allora, lo Zikurat in realtà lo conosco non personalmente, perché io comunque arrivo da un'esperienza di 5 anni di minoranza. Conosco alcune persone che fanno parte dell'associazione perché sono del nostro territorio naturalmente, e so anche che è stato messo a disposizione una struttura del comune per le loro attività. Insomma, questo lo sapevo tutto, sapevo che lavoravano, sono andata anche a visitarli poco tempo fa, ho visitato la struttura, ho visto quello che stavano facendo. Poi nel dettaglio penso che li conoscerò di più stasera in questa bellissima manifestazione, vedremo i risultati. Impressioni estremamente positive, perché il contesto è meraviglioso naturalmente. C'è una bellissima partecipazione della comunità e anche questo è meraviglioso, e soprattutto, come ho detto prima, mi piace tantissimo quest'idea di vedere ragazzi e adulti che perseguono degli obiettivi e dei progetti comuni. Quando si riesce a fare questo pezzetto di mettere insieme le generazioni, secondo me si è fatto bingo. È una cosa molto importante a livello sociale, a livello aggregativo, a livello comunitario. Oggi concludiamo un percorso importante. Più che concludere, direi è una tappa di un percorso nata diversi anni fa, proprio anche nel comune di Talma Sons, e poi si è allargata verso il comune di Pocenia. Questo vuol dire che con l'impegno, con la continuità e soprattutto, come dicevo prima, con quel sorriso in cui ci accolgono, si possono fare grandi cose. Oggi, tramite la musica, che è un messaggio universale, in questo momento ne abbiamo fortemente bisogno, è qualcosa che ci mette assieme. Allora vedere tutti questi bambini, questi ragazzi che con le note si ritrovano assieme, gioiscono e fanno una gioia grande per la loro famiglia, che li ha affidati per un periodo, anche solo per alcune ore. La cosa più importante, la cosa più bella che hanno i figli, vengono affidati alla scuola di musica. Allora oggi chiudere col saggio, col concerto di fine anno, vuol dire fare musica in famiglia, e di famiglia, persone e valori e impegno come quello che ha dimostrato l'associazione Zikurat in questi anni ne abbiamo fortemente bisogno nelle nostre comunità. Il servizio completo di video da Torsa di Pocenia su Euroregione.news. Marco Mascioli. Euroregione.news.